Ciao a tutti, eccomi qui di nuovo insieme a voi per preparare naturalmente una nuova ricetta. Oggi prepareremo un pane antico sardo, molto buono e anche facilissimo da preparare. Si chiama suzziki untu e si prepara generalmente nel mio territorio, nell'Alto Oristanese, nel Guincer. Allora, esaminiamo il suo nome. Perché zicchi? Innanzitutto perché per prepararlo usavano zucchicchi, cioè suscetti in campidanese, cioè praticamente sempre la farina che si ottiene fina, sempre ottenuta dalla semola di grano duro. Io la compro sempre nel mulino. Se voi non la trovate potete mettere il semolato rimacinato. Io metto anche, però ho messo in questo che ho preparato il 50% di semola di grano duro in purezza, perché dona al pane tutto un altro gusto e un altro sapore. Però voi potete mettere la percentuale che volete. L'importante è che non manchi suzzicchi, è proprio il nome suo, il nome del pane. Untu perché? Contrariamente a quanto si possa pensare, non c'è grasso, perché unto vuol dire grasso, no, si bagnerà nell'acqua, vedrete tutto con attenzione, guardate la videoricetta, dopo che il pane è pronto, proprio cotto, si toglie, abbiamo preparato una padella larga, caldissima sopra un fornello, qui bisogna stare molto attenti per non bruciarvi, si prende una schiumerola possibilmente piatta, si gira il pane, superiore si gira, come vedete tutto nel filmatino, si poggia sull'acqua, non il bagno completo e non vi deve cadere il pane, si deve bagnare solo la superficie, si rigira, si mette nella teglia e si rimette in forno per circa 2-3 minuti, anche 4, fino a quando non vedete che l'acqua è tutta asciugata ed è diventato bello lucido. A quel punto il pane è pronto. Nel filmato vi ho detto di mettere il forno, la temperatura a 230, mi sembra che vi ho detto, è già fatto il filmatino, però state attente perché io il pane ce l'ho già qui, ognuno deve sperimentare il proprio forno come vi dicevo. La prima infornatura perché l'ho messa alto, a me piace il pane bene cotto, questo bisogna dirlo, si è colorato troppo, a me piace. La seconda invece l'ho messa un po' più basso a 210 per 15 minuti, poi l'ho abbassato a 190 per altri 15-20 minuti. Voi dovete vederlo quando il pane è pronto e bello dorato. Vedete, questa è la seconda volta che li ho messi, sono diventati più chiari poco a poco, ma già è ben cotto. Ok? Allora andiamo noi a preparare tutti insieme suzziki untu. Ecco gli ingredienti che ci occorrono per preparare suzziki untu, un tipico pane sardo appunto. Allora facciamo un impasto da 1 chilo, 500 g di semola di grano duro così in purezza, 500 g di zicchi, cioè sarebbe la farina di grano duro o scetti in campidanese, vedete? Rimane molto più fino, io lo trovo nel mulino. Poi ci vorrà circa 500 ml di acqua appena tiepida, 18 g di sale fino e poi io metterò circa 200 g di pasta madre, vedete ce l'ho qui, poi adesso vado a pesarla e metterò circa 200 g di pasta madre. Naturalmente per chi non ce l'ha può inserire lievito di birra, potete mettere circa mezzo panetto e quindi sui 12 g di lievito di birra sciolto in un po' d'acqua. Naturalmente però meno lievito mettete, più dovete aspettare per la lievitazione e più fragrante sarà il pane. Ho mischiato le farine, aggiungo il sale, mischio bene ed inizio ad impastare dal centro
la farina che c'è da fuori la porto al centro. Poi la porteremo naturalmente, come sempre, sul piano di lavoro. Naturalmente lo potete fare anche nell'impastatrice, ricordatevi, Dobbiamo aggiungere anche la pasta madre, il lievito naturale. Vedete, io ce l'ho già pronta, qui è sui 180 grammi questa. Se voi non ce l'avete bella rinfrescata, che non sia molto forte, aggiungete anche qualche grammo di lievito di birra. Lo aiuterà tantissimo nella lievitazione, a farla partire. Ecco, questo io adesso lo metto fuori un po' un attimo, così procedo con l'altra parte della semola. La farina è stata tutta presa e adesso noi in mezzo mettiamo subito la pasta madre. Mettiamo in mezzo il panetto. Se invece mettete il lievito di birra, ricordatevi che dovete un po' scioglierlo in un po' d'acqua. Ecco, adesso questa va in mezzo e iniziamo un po' a lavorare dentro questo contenitore e poi la mettiamo sul piano di lavoro e continuiamo a lavorare con questo, come vi dico sempre. Allunghiamo l'impasto perché questo le fa bene e lo possiamo anche girare così. E riprendiamo, ripartiamo. Quando ci rendiamo conto che l'impasto è bello lavorato, sia che se l'avete fatto a mano e sia che l'ha fatto l'impastatrice, si vede perché è bello, liscio, omogeneo. Allora a quel punto noi, per fare zucchhi, unto appunto come sapete, lo lasciamo, dobbiamo andare subito a formare il pane, le forme, ma almeno 5 minuti. Io ho l'abitudine di lasciarlo un attimo, così a volte in un canavaccio anche di lino come questo, a riposare. Riprendiamo, lo facciamo in due parti così ci viene meglio, Guardate che bello l'impasto. L'altro naturalmente lo mettiamo sempre avvolto, lo allunghiamo e lo chiudiamo anche. Cerchiamo di non lasciare qui tondo, bello, e lo abbassiamo così con le mani direttamente, non c'è bisogno di mattarello. Qui vediamo quanto ne possono uscire, due, facciamo grandetti questi, li potete fare anche più piccolini. Questo ormai è così, lo lasciamo lungo perché altrimenti in tre vengono un po' piccoli. Tagliamo in due di sbiecco. In mezzo facciamo il taglio così obliquo. Lo possiamo anche un po' così
fare qualche pintatura col coltello. Poi quando prima di andare a metterlo in forno, qui con le forbici lo apriamo un pochino, lo giriamo, eccolo, semplicissimo, e andiamo a metterlo nel cesto per la lievitazione. Ci accorgeremo quando è tutto ben lievitato, quando è bello gonfio. Questo è l'altro pezzo. Questi li facciamo più piccolini, sempre la stessa forma. A me la verità piace quella, Ecco, vedete, dopo circa 4 ore, 4 ore e mezza, il pane è pronto. Adesso si vede perché è bello gonfio. Lo poggiamo e poi è leggero, Lo poggiamo nella teglia. Ne metto 3 qui. E qui lo apro un pochettino con le forbici. Così semplicemente fare dei tagli. Vedete che il pane, come vi ho detto, è già tutto ben lievitato, l'abbiamo aperto un po' con le forbici, andiamo a metterlo in forno alto a circa 230 gradi per 30-35 minuti. Quando è bello dorato lo andiamo a togliere e passeremo alla seconda infornatura, perché questo ha bisogno di essere infornato di nuovo, anche se per poco. Andiamo a metterlo in forno allora. Allora, il pane è quasi pronta alla cottura, diciamo, dobbiamo accontentarci perché lo stiamo cuocendo nel forno della cucina. Questo lo sapete, il pane sardo, questo della tradizione, ha bisogno del forno a legna. Comunque, voglio farvi vedere che ho già sistemato una padella bella, resistente, io la uso anche per friggere questa vecchiotta, però va bene perché è profonda, larga e il pane ci deve stare proprio in superficie, tutto intero. Lo dobbiamo ungere e poi rimetterlo nel forno per circa 4-5 minuti. Appena che si asciuga il pane è pronto. In questa operazione dovete stare molto molto attenti per non bruciarvi. Allora, come vi ho detto, prendiamo il pane in mano, dovete stare attenti a non bruciarvi, lo giriamo al contrario, cioè la superficie deve andare sopra l'acqua.
Non dobbiamo immergerlo del tutto il pane, bensì solo la superficie. Quando pensiamo che è stato bene, lo giriamo, lo rimettiamo sopra la teglia. Facciamo l'altro, è un'operazione che richiede anche molta sveltezza. Ecco il pane, lo giro, la schiumarola deve essere possibilmente piatta, in modo che è larga la padella, in modo che noi lo facciamo, lo immergiamo tutta quanta la superficie, scoliamo, lo rigiriamo e lo mettiamo di nuovo nella teglia. Prendiamo l'altro, la stessa cosa, mettiamolo così, ecco così, così, basta già. Un attimo, lo rigiriamo, vedete com'è lucido, e lo poggiamo di nuovo nella teglia. Andiamo adesso a riportarlo nel forno per circa 3 minuti o 4, vedete, quando è asciugato bene lo portiamo fuori. Ecco amici, arrivati al finale del video, se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi sempre al mio canale YouTube, di seguirmi e anche nella mia pagina Instagram, la mia pagina principale, e anche nel mio blog personale, sempre con la cucina di Pippi. Se vi è piaciuto tutto questo, lasciatemi anche un like. Vi invito anche a leggere tutto nell'info box, tutta la descrizione del pane. Posso aggiungere anche qualcosa che magari ho dimenticato nell'esporre così a parole, e se volete scrivetemi qualche dubbio ed io vi risponderò. A presto allora, alla prossima ricetta. Ciao!